quelli del no, no auto grazie. Sono armati di cartelli e sedia stile regista. Ciak, si gira, arrivano i fotografi, le TV. Va di scena la protesta. L'ondata degli ambientalisti oggi è arrivata anche a Vicenza, in un orario comodo, mezzogiorno, con una protesta da salotto, nel senso che tutto avviene nel salotto della città, in Corso Fogazzaro, la via finita nell'occhio del ciclone perché il sindaco, per rispondere alle istanze dei commercianti, reclusi in quello che era diventato un quartiere residenziale, ha deciso di sperimentare le fasce orarie nella ZTL, lungo appena 160 metri di strada. Un provvedimento per riaccendere le vetrine che in mancanza di passaggi si stavano spegnendo una dietro l'altra. Una disposizione, quella delle fasce orarie, utilizzata in tempi e modi diversi in molte città italiane. Da Roma ad Anagni, fino a Pescara, a Spoleto come ad Urbino e per restare in Veneto a Montagnana, come a Cittadella, a Padova, come a Verona. A Vicenza, in Corso Fogazzaro, invece, si sono subito scatenati quelli del no auto, con lenzuola che scendono giù, sui portoni, dove i cartelli ammoniscono passo carrabile. Sì, perché, per dirla tutta, le macchine autorizzate a passare, come ci mostra questo video, c'erano già prima di aprire la ZTL. Anzi, oggi se non altro la situazione è stata riordinata e per la gioia degli ambientalisti è stata fatta la pista ciclabile, che prima non c'era. I posteggi poi sono ridotti, sia di numero che per tempo consentito di sosta, solo 30 minuti. Da quando è iniziata la sperimentazione della ZTL a fasce orarie, secondo i dati ufficiali, passano 10 vetture all'ora. E oltretutto non si potrebbe parlare nemmeno di inquinamento acustico, visto che i dati ARPAV hanno registrato valori di rumore nettamente inferiori ai limiti di legge e addirittura in calo con le fasce orarie rispetto a quando la ZTL era riservata solo a chi ha il pass. Insomma, tutti i sospetti di inquinamento sono stati sconfessati dai dati. Gli ambientalisti dovrebbero festeggiare invece di protestare e forse lo hanno anche fatto, visto che oggi in Corso Fogazzaro si è presentato solo un piccolo gruppetto che ha occupato la strada in contrapposizione con un provvedimento voluto dalla maggior parte dei commercianti e promosso da un'amministrazione eletta democraticamente dalla maggioranza dei cittadini. Insomma, dire no è legittimo, esprimere la propria opinione è sacrosanto, ma per avere ragione, basta sventolare una bandiera ambientalista?